Riaperta la provinciale 227 per Portofino, ripristinato il manto stradale, paraggi dopo la voragine che si era aperta ieri. Il sindaco del Borgo rilancia la richiesta di una viabilità alternativa. Scivola dentro uno scavo, 29enne rimasto ferito a Villoneto. La vittima, parzialmente coperta da terra e detriti, tratta in salvo grazie a un articolato intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco. Bilancio positivo per la 159esima edizione della Mostra del Tigullio. Apprezzato il ritorno nel centro storico di Chiavari con la riscoperta di Piazza Fenice, il debutto del Giardino dei Lettori. Evacuare i profughi libici attraverso corridoi umanitari. È l'appello del Papa a Regina Coeli. Da Francesco un invito a visitare chi soffre per fare esperienza della misericordia. Sconfiggere l'idolatria oggi percorrendo le strade del Vangelo. Il rischio è l'indifferenza alla fede. È il messaggio scaturito a Portofino dalla festa in onore di San Giorgio. Questa sera la conclusione. Ad Alessandria la Virtus Entella torna alla vittoria con la Juventus Under 23. La grande attesa ora è per gli ultimi 90 minuti di campionato. Sabato prossimo a Chiavari contro la Carrarese. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. È stata riaperta definitivamente alle ore 14 di questo pomeriggio la strada di collegamento tra Portofino e Santa Margherita Ligure, chiusa al traffico a causa di una buca che ieri si era aperta nella carreggiata poco dopo Paraggi in direzione di Portofino. Dalle prime ore della mattina sono intervenuti gli operai per ripristinare il manto stradale e garantire la normale circolazione. Il tratto è stato riaperto con piena funzionalità in entrambe le direzioni di marcia. Il servizio che abbiamo preparato. Massi della Val Graveglia e cemento per riempire la grossa voragine di 50 metri cubi che si è venuta ad aprire domenica pomeriggio al centro della provinciale 227 per Portofino. Questa volta è il tratto dopo l'abitato di Paraggi verso il borgo ad essere stato interessato dal cedimento. Fortunatamente non ci sono state interruzioni all'erogazione di acqua e di gas, le cui condutture non sono state danneggiate. Secondo quanto accertato dai tecnici, il cratere, lungo circa 4 metri e largo 3, potrebbe essersi creato a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da monte e non per gli effetti della mareggiata che ha devastato la strada nell'ottobre scorso. Fatto sta comunque che ieri pomeriggio in un paese in festa per il patrono San Giorgio l'interruzione ha creato non pochi problemi, risolti poi parzialmente con la posa di assi di legno che hanno permesso il ritorno del traffico a senso unico alternato fino al ripristino completo avviato questa mattina. Qui il fenomeno è un po' questo, che di nuovo si è sifonato da valle il materiale, quindi si è creato questa voragine. L'intervento è come quello degli altri, quindi come vedete stanno riempendo di massi e cemento in modo tale da ripristinare al più presto la viabilità. Nelle prossime ore è prevista un'ispezione con il georadar lungo tutta la provinciale per capire e individuare se ci possano essere situazioni potenzialmente simili. Sul posto questa mattina per assistere ai lavori i rappresentanti di Regione Liguria, Città Metropolitana e delle amministrazioni di Santa Margherita Ligure e Portofino. Da parte del sindaco del Borgo il ringraziamento ancora una volta per la rapidità dell'intervento di ripristino e l'appello affinché si lavori al più presto per individuare ipotesi di una viabilità alternativa. L'idea che è venuta fuori nell'inverno di avere un'altra viabilità su Portofino penso che sia una cosa concreta che è da fare, da portare portare avanti questo progetto e realizzarlo. Non sarà una cosa che si realizza in pochi anni, ma sarà da fare perché sarà questo tunnel tra Portofino e Paraggi e poi forse su Santa Margherita Rapallo, credo che sia una cosa fondamentale per il Tigullio e sicuramente lavoreremo tutti insieme per realizzarlo. Questa strada qua diventerebbe una strada pedonale, una strada ciclabile come quest'inverno nell'emergenza si è vissuta solo ad uso pedonale, diciamo che potrebbe essere anche una bella cosa dal punto di vista turistico. Proseguono a Rapallo i lavori per la posa delle tubature per l'installazione del nuovo depuratore in località Ronco. In particolare la ditta Siteco sta procedendo alla sistemazione delle tubature nell'alveo del torrente Boate. Per poter procedere col cantiere, giovedì 2 maggio dalle 14 alle 19 verrà chiuso al transito veicolare il Ponte Carristi d'Italia. Il provvedimento sarà reso noto anche con l'installazione di cartelli nella zona.
E la cronaca, pomeriggio piuttosto movimentato per i mezzi di soccorso del Tigullio impegnati quasi contemporaneamente in 3 località differenti. A Velloneto, frazione del comune di San Colombano Certenoli, intorno alle 15 è stato richiesto il soccorso per una persona rimasta ferita in un cantiere. La vittima, un 29enne proprietario dell'area in cui si stava lavorando, sarebbe rimasto parzialmente travolto dai detriti di uno scavo vicino alla sua abitazione. L'uomo, che stava assistendo alle attività, si sarebbe sporto troppo sul ciglio della buca, profonda circa 3 metri, finendo dentro la stessa e provocando il parziale cedimento di una parte di parete. Rimasto sommerso su gran parte del corpo da terriccio e detriti, un primo soccorso sarebbe stato prestato dagli operai che stavano lavorando in quel momento. All'arrivo dei sanitari il giovane si sarebbe dimostrato cosciente e vigile, benché bloccato da una massa argillosa che gli copriva gli arti inferiori. Prestate le prime cure è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, sopraggiunti con 2 mezzi per mettere in sicurezza l'area, evitando ulteriori crolli e consentendo di estrarre il ferito senza procurargli ulteriori lesioni. L'intervento è stato piuttosto articolato, ha richiesto circa un'ora. Una volta estratto, il 29enne è stato stabilizzato e trasferito a bordo dell'elicottero, atterrato in un'area poco distante per poi essere trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. L'uomo pare non sia in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono proseguiti gli accertamenti anche da parte dei carabinieri che hanno posto sotto sequestro il cantiere, benché la dinamica sia stata chiarita da testimoni e dallo stesso ferito. E continuiamo con la cronaca. Una escursionista di Pavia, caduta mentre si trovava su uno dei sentieri del parco di Portofino, è stata soccorsa questo pomeriggio intorno alle 14. La donna del 54, partita da Camogli, stava percorrendo insieme al marito il sentiero che da San Rocco porta a San Lorenzo, quando in zona pietre strette è scivolata cadendo e procurandosi un trauma alla caviglia sinistra. Impossibilitata a proseguire, la coppia ha chiamato i soccorsi. Sono stati raggiunti dai volontari del soccorso di Ruta e dalla squadra del soccorso alpino e speleologico della Liguria che l'hanno stabilizzato la caviglia e l'hanno trasportata con la barella portantina lungo il sentiero fino all'ambulanza per il successivo trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. E quasi contemporaneamente il personale del 118, i vigili del fuoco e l'elisoccorso sono stati impegnati in un altro intervento sempre sul monte di Portofino. Anche in questo caso l'infortunata è una donna di mezza età che stava percorrendo i sentieri in località Mulino Gassetta. A causa di una caduta la donna ha riportato un trauma facciale. La paziente è stata trasferita in elicottero presso il San Martino di Genova. Un'insolita nevicata ha interessato questa mattina l'Alta Val d'Aveto, complici l'abbassamento delle temperature e un passaggio perturbato che si è concentrato nell'entroterra. Fiocchi bianchi sono cadute dalle prime ore di questa mattina. Un leggero manto bianco sta ricoprendo ancora Prato della Cipolla, la vetta del Monte Bue, con temperature minime di -2, -3 gradi e mezzo. Anche a Rocca d'Aveto fiocchi di neve sono scesi senza fermarsi al suolo. Qui il termometro ha toccato il 0,4 gradi centigradi. Temperature più primaverili invece sulla costa, con valori questo pomeriggio compresi tra i 16 e i 17 gradi. Per le prossime ore è prevista una pausa di bel tempo. La pioggia dovrebbe fare la sua ricomparsa da giovedì 2 maggio, quando sarà accompagnata da un nuovo calo delle temperature. Bilancio positivo per la 159esima mostra del Tigullio. Nei 4 giorni di apertura della manifestazione sono stati molti i visitatori che hanno partecipato ai momenti di incontro e di spettacolo organizzati nel cuore del centro storico di Chiavari. Apprezzati in particolare lo scenario di Piazza Fenice e quello del Giardino dei Lettori alle spalle della biblioteca. Noi siamo andati a vedere. Una scommessa vinta. Il ritorno della mostra del Tigullio nel cuore del centro storico di Chiavari, a pochi passi dalla sede della società economica, è stata apprezzata e premiata dai visitatori che nei 4 giorni di apertura hanno affollato via Rivarola, via Vecchie Mura, lo spazio espositivo della sala Ghio Schiffini, ma soprattutto Piazza Fenice e il Giardino dei Lettori della biblioteca. Questi ultimi 2 in particolare sono stati i luoghi i cui palcoscenici hanno saputo ospitare al meglio i concerti, gli spettacoli e i momenti di incontro culturale che hanno arricchito questa 159esima edizione della mostra dedicata all'artigianato, all'arte e alle produzioni di qualità. Questa esperienza di riportare al centro la mostra del Tigullio vicino
alla nostra sede storica, nella quale abbiamo insieme al pubblico riscoperto anche la bellezza di un giardino che abbiamo riqualificato anche con l'intervento delle Belle Arti per una fruizione che ufficialmente è per la biblioteca all'aperto dei giovani, ma anche per altre cose che ci sono venute in mente. E poi questa piazza che vorremmo evidenziare per l'ennesima volta quanto sia la piazza di Chiavari, nella quale fare questo tipo di esposizioni, di momenti di incontro, di condivisione, perché ha un po' del magico, è una specie di anfiteatro che riflette la voce degli attori con una grande acustica. I responsabili della società economica nei prossimi giorni hanno chiesto di incontrare l'amministrazione di Chiavari per un confronto sulla manifestazione appena conclusasi, ma anche per porre le basi per quella che sarà l'edizione numero 160 e che dovrà essere ancora più speciale. L'esperienza in questi ultimi anni è cresciuta qualitativamente anche grazie al lavoro della squadra che ne ha curato tutti gli aspetti. Io non dimentico il lavoro che è stato fatto in primis dall'assessore Casaretto, che è delegata appunto agli eventi, ma anche dal gruppo storico che la sta affiancando per preparare questa manifestazione e gestirla. È stato approvato dall'Assemblea degli azionisti di AMT l'aumento di capitale della controllata ATP Esercizio. La delibera, votata questa mattina a Genova, prevede un incremento del capitale per l'azienda di trasporto pubblico di 3,5 milioni di euro, che porta a circa 5 milioni di euro il capitale dell'azienda di Carasco. La quota di aumento è suddivisa in base alle attuali quote azionarie tra pubblico, AMT e privato, autoguidovie, per rispettivi 1,8 milioni e 1,7 milioni circa. Presenta l'Assemblea su mandato del sindaco metropolitano Marco Bucci il consigliere delegato Claudio Garbarino, che ha espresso piena soddisfazione per la scelta fatta. È una decisione importante dal forte valore politico, mentre continua il percorso per mettere in sicurezza l'azienda aumentandone il valore. Si tratta di un evidente rafforzamento del servizio pubblico. Per quanto mi riguarda, ATP è una risorsa pubblica e tale deve rimanere al servizio delle persone e dei territori. Queste sono state le sue parole. Come è cambiata e come cambia l'informazione locale? Il tema che affronteremo proprio questa sera nella trasmissione direttamente in onda a partire dalle 21:10 sul canale 15 di Telepace. Affronteremo due anniversari, i 60 anni del secolo XIX per quanto riguarda l'edizione del Levante, i 40 anni di Radio Aldebaran. In studio i rispettivi direttori, Roberto Pettineroli e Salvo Agosta. Con loro ci sarà Don Fausto Brione, direttore di Teleradio Pace Chiavari, che parlerà dei prossimi ulteriori cambiamenti per quanto riguarda il digitale, mentre l'emittente diocesana si avvia a compiere 30 anni di attività. Ricordate questo importante appuntamento questa sera 21:10, direttamente su. Pagina ecclesiale del nostro giornale: occorre evacuare i civili intrappolati in Libia attraverso corridoi umanitari. È il preciso appello formulato da Papa Francesco al termine della preghiera mariana del Regina Coeli nella Domenica della Divina Misericordia. Francesco ha fatto riferimento alle drammatiche condizioni dei profughi, ulteriormente aggravate dal conflitto in corso. Prima di recitare la preghiera mariana, il pontefice ha invitato a visitare chi soffre per fare esperienza della misericordia. Vediamo. Nella Domenica della Divina Misericordia, culmine dell'8ª di Pasqua, Papa Francesco ha invitato chi non è in pace, come Tommaso, a visitare chi soffre, simbolo delle piaghe di Gesù. Da qui, ha spiegato, scaturisce la misericordia. Gesù risorto dona ai discepoli la pace perché ha saputo vincere morte e peccato, la gioia perché quando siamo tristi possiamo guardare al risorto e la missione, quella di trasformare il mondo con la presenza dello Spirito. Come se Gesù ci dicesse a tutti noi: ma se tu non sei in pace, tocca le mie piaghe, toccare le piaghe di Gesù. Tu non sei in pace, va a visitare qualcuno che è il simbolo della piaga di Gesù, tocca la piaga di Gesù, ma da quelle piaghe scaturisce la misericordia.
Con queste piaghe lui è davanti al Padre, li fa vedere al Padre, come se dicesse: Padre, questo è il prezzo. Queste piaghe sono quello che io ho pagato per i miei fratelli. Al termine della preghiera mariana del Regina Coeli, il Papa si è rivolto alla comunità internazionale chiedendo protezione per i profughi in Libia e aiuti per le persone colpite dalle recenti alluvioni in Sudafrica. Vi invito a unirvi alla mia preghiera per i profughi che si trovano nei centri di detenzione in Libia, la cui situazione già molto grave è resa ancora più pericolosa dal conflitto in corso. Faccio appello perché specialmente le donne, i bambini e i malati possano essere al più presto evacuati attraverso corridoi umanitari. Si è aperto questo pomeriggio a Terrasini, in provincia di Palermo, il 16° convegno nazionale di pastorale giovanile della Chiesa italiana. Sono 800 i partecipanti da tutta Italia per 4 giorni di confronto e di riflessione dal tema "Dare casa al futuro, le parole coraggiose del Sinodo dei Giovani". Ai giorni in Sicilia partecipa anche una delegazione della nostra diocesi di Chiavari formata da Don Alberto Gastaldi, Don Luca Sardella e Don Matteo Prettico. Particolarmente apprezzato il confronto di apertura con il filosofo Silvano Petrosino. L'uomo è il vivente che sa che la sua vita ha un oltre. Dobbiamo accompagnare i giovani a scoprire questa bellezza. Portofino ha celebrato il patrono San Giorgio con una serie di riflessioni scaturite da un dipinto ospitato nella chiesa parrocchiale che rappresenta il santo che sconfigge l'idolatria. E su questo si è concentrato anche il messaggio che il Vescovo ha proposto ai fedeli nella Santa Messa solenne in occasione della festa patronale. Vediamo. Il rischio dell'idolatria non è lontano da noi, dal nostro modo di vivere la vita e la fede. È un atteggiamento pericoloso perché è ancor più subdolo di quello che San Giorgio sconfisse, in uno degli episodi forse meno conosciuti della sua vita. Il rischio infatti è quello di fare di se stessi degli idoli, oppure di restare indifferenti alla fede. Lo ha spiegato il Vescovo Alberto Tanasini celebrando l'Eucaristia a Portofino in occasione della festa del patrono. È la dinamica di quella che chiamiamo la secolarizzazione, cioè l'attenzione alle cose di questo mondo molto più che alle cose di Dio. Siamo tentati dall'indifferenza anche per il fatto che noi diciamo ma va tutto bene. Ecco questo modo di fare che non ci richiama all'impegno di seguire, di cercare, di amare e di vivere la verità della vita. Da Monsignor Tanasini un invito a ravvivare la fede, a prendere sul serio la vita cristiana percorrendo le strade indicate dal Vangelo. Una riflessione che la comunità di Portofino ha condotto nel tempo di preparazione alla festa del patrono, che ha avuto come filo guida la lettura di un dipinto ospitato nella chiesa parrocchiale di Raffaele Resio, che raffigura appunto San Giorgio che sconfigge l'idolatria. L'idolo, a differenza del Dio cristiano, genera e produce subito, risponde immediatamente all'impazienza del desiderio dell'uomo. Invece il Dio cristiano, nelle parole del risorto, dice "non me tangere". Ancora verrebbe da dire che il divieto biblico dell'adorare le divinità, dell'adorare gli idoli, non è tanto un'autodifesa che Dio pone al proprio monoteismo, ma una tutela, vorremmo dire, all'integrità dell'uomo. Ecco, San Giorgio in questo stupendo affresco che debella l'idolatria ricorda esattamente questo, non genericamente un'autodifesa del monoteismo, ma la difesa dell'integrità dell'uomo dal culto falso e pagano. A conclusione dei festeggiamenti a Portofino, questa sera alle 20:30 la chiusura delle celebrazioni con la Santa Messa presieduta da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi di Chiavari. Seguirà la traslazione delle reliquie al santuario di San Giorgio. Più di 1600 piazze in tutta Italia saranno di nuovo protagoniste le mamme rare,
che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini. Il 4 e il 5 maggio infatti torna Io per lei, la campagna di primavera di Fondazione Teleton e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l'assistenza alle persone con patologie neuromuscolari. Sarà possibile sostenere la ricerca acquistando i cuori di biscotto, un regalo perfetto per festeggiare la mamma. Nel Tigullio i banchetti saranno allestiti in Piazza Caprera, a Santa Margherita Ligure, Piazza della Vittoria, a Casarza Ligure, Piazza Cavour a Rapallo, sul piazzale delle chiese di San Rufino e San Bartolomeo di Levi e in quella di San Colombano Certenoli. Hanno festeggiato 50 anni di vita insieme Silvana Gianelli e Luigi Adreveno. La coppia si era unita in matrimonio il 21 aprile del 1969 a Sessi Levante nella chiesa di Sant'Antonio. Lui geometra nel comune di Lavagna, lei impiegata presso l'ufficio riscossioni imposte dirette. Dalla loro unione sono nati i figli Matteo e Andrea. I festeggiamenti si sono svolti alla Costa di San Salvatore la domenica di Pasqua. Insieme a Silvana e Luigi si sono stretti i figli, le nuore Barbara e Silvia, i consuoceri, i nipotini Tommaso, Sofia, Emma e Nicola, gli amici e i conoscenti. La coppia ha ricevuto la benedizione dal parroco Don Maurizio Prandi durante la Santa Messa. La coppia di sposi le felicitazioni da parte di tutto lo staff di Teleradio Pace. È aperta la selezione per partecipare al quarto programma di incubazione e accelerazione di Y-Lab, che ha come obiettivo quello di identificare e di sostenere le migliori soluzioni e innovazioni tecnologiche per quanto riguarda lo sport. Fino al 31 di maggio c'è tempo per candidarsi con la propria proposta iscrivendosi al sito ylab.net. Y-Lab si propone di sostenere il percorso di crescita delle start-up legate al mondo dell'innovazione tecnologica nello sport, agevolando la stesura di un piano di business e il reperimento delle risorse necessarie. Y-Lab prenderà in considerazione anche start-up che operano in altri settori, a patto che le soluzioni proposte possano trovare applicazione anche in ambito sportivo. I progetti saranno selezionati il prossimo 7 di giugno. Passiamo ora allo sport, precisamente al calcio, la Lega Pro, Virtus Entella che è tornata alla vittoria in trasferta ad Alessandria contro la formazione della Juventus Under 23, vincendo per 2-0. Vittorioso anche il diretto antagonista al primato in classifica, il Piacenza, che ha avuto la meglio sull'Olbia con risultato di 3-2. Tutte le attenzioni sono rivolte agli ultimi 90 minuti di questo campionato. Per i chiavaresi appuntamento sabato al Comunale con la Carrarese, mentre il Piacenza sarà impegnato a Siena. Entrambe le partite si disputeranno alle 16:30. Sentiamo le interviste a fine gara. Questo era un crocevia fondamentale per noi, perché noi dobbiamo andare all'ultima partita e giocarci il campionato fino all'ultimo minuto di recupero che avremo da giocare. Sappiamo che non sarà facile per noi, ma non sarà facile nemmeno per loro, quindi noi dobbiamo pensare a noi stessi, a vincere la partita e non farci influenzare da quello che sarà la partita del Piacenza. Quindi dobbiamo fare 3 punti, dobbiamo arrivare a 75 punti e poi, ripeto, come ho detto sempre, se loro faranno più di noi, bravi loro, ma noi dobbiamo fare 75 punti. Una squadra come la nostra che parte a novembre, che in 5 mesi e 16 giorni gioca 39 partite, comprese le partite di Coppa Italia, e fare 75 punti qualora si dovesse vincere sabato è veramente tantissima roba, quindi dobbiamo continuare così e crederci, perché ci crediamo assolutamente. Una buona Entella fin dalla prima frazione, avete trovato il gol nel momento migliore del primo tempo, chiudendola già nella prima frazione. Sì, oggi era importante vincere, era importante conquistare i 3 punti senza guardare le altre partite. Ci siamo riusciti, siamo contenti e ora ci giochiamo quest'ultima partita al Comunale, sperando di fare un risultato positivo e magari un passo falso del Piacenza, però ripeto, noi in questo momento dobbiamo pensare a noi stessi. Non nego il fatto che vincere domenica, vincere sabato e sperando in un passo falso del Piacenza, quello è normale, perché sarei un ipocrita a dire il contrario, quindi andiamo lì con la testa giusta e prepariamo la settimana come abbiamo sempre fatto.
Passiamo ai dilettanti, la Serie D, una vittoria e una sconfitta per quanto riguarda le Tigulline del girone A. La Lavagnese in trasferta sul campo del Borgaro Nobis ha battuto per 2-1 i padroni di casa. Bianconeri in vantaggio al 24esimo del primo tempo con Basso, sono stati raggiunti al 39esimo del secondo tempo con un gol di Pinelli, ma al 44esimo del secondo tempo Avellino ha riportato in vantaggio i suoi e ha donato la vittoria alla Lavagnese, che sale ora in classifica a 42 punti fuori dalla zona play-out. Battuta d'arresto invece per il Sestri Levante, che ospitava l'Inveruno. La partita al Sivori è terminata 2-0 per gli avversari, con le reti di Stronari e di Chessa. Corsari che restano fermi a 37 punti in classifica, in area spareggio salvezza. Domenica ultima di campionato il Sestri si gioca la salvezza a Bra, mentre la Lavagnese ospiterà il Pro Dronero. E ora la festa in terza categoria, dove nello spareggio disputato al campo Daneri di Caperana il Rupinaro Sport ha battuto per 3-1 lo United Merello davanti al pubblico delle grandi occasioni. Vedete queste immagini che si riferiscono appunto alla partita. Le reti, doppietta di Turcato, a segno al 35esimo, al 60esimo, al 65esimo. Accorciano le distanze agli avversari con Ferrari, ma 2 minuti dopo arriva la rete del definitivo 3-1 messa a segno da Scevola. Il Rupinaro sale così in seconda categoria, mentre lo United Merello giocherà il prossimo fine settimana la finale dei play-off col Moconesi, che ieri ha battuto 2-1 in semifinale il Portofino. Al fischio finale è scoppiata la festa per la squadra di Chiavari, un traguardo storico per la società costituita 5 anni fa nella parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. Proporremo le interviste realizzate in occasione della partita nella rubrica Momento Sport, in onda questa sera alle 20 e nei telegiornali dei prossimi giorni. Complice la bella giornata di sole, l'iniziativa lanciata dall'Entella Club Mondo Piccolo Andrea Paroni ha riscosso un grande successo di pubblico. Tante famiglie con bambini e tifosi biancocelesti sono radunati nel pomeriggio di ieri al Parco Talassano per partecipare all'evento organizzato dal sodalizio presieduto da Marco Solari, nato dalla comune passione per la squadra di calcio chiavarese, ma anche dall'amicizia con quella che ha ritenuto il giocatore bandiera dell'Entella, il portiere Andrea Paroni. Il portiere dell'Entella era naturalmente presente insieme alla sua piccola Vittoria. Il pomeriggio è trascorso con momenti di animazione, intrattenimento e lo spettacolo di magia di Zaza Magician. Nel corso della manifestazione sono state raccolte offerte per l'acquisto di un defibrillatore che sarà collocato proprio nei pressi del Parco dei Giochi. Un più ampio servizio nella rubrica Momento Sport e nei prossimi telegiornali. Iniziano domani pomeriggio le gare della 22esima edizione del trofeo di calcio Micaela Basso, riservata alla categoria esordienti misti. In campo le squadre della Calvarese, del Villaggio, del Riva Samba e della squadra valdostana dell'Aigreville. Alle 17 la prima semifinale. Mercoledì 1 maggio invece, sempre al pomeriggio a partire dalle 15:30, la fase finale. Alle 19 ci sarà la cerimonia di premiazione. La scuola di Cogorno commemorano domani la festa della liberazione, si partirà dalla primaria per poi toccare la scuola Rocca. Insieme agli insegnanti l'amministrazione comunale ha deciso di unire la ricorrenza del 25 di aprile con la festa degli alberi. In piazza Aldomoro, nelle immediate vicinanze dell'orto scolastico che è stato allestito dalla scuola Rocca e viene curato dal volontario ortolano Luigi, verranno piantumati 2 alberi di ulivo che provengono proprio dalle zone collinari. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani, 30 aprile. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 30 aprile. Il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini è aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari, in piazza Nostra Signora dell'Orto, sono esposti più di 300 apparecchi risalenti ai primi anni dell'Ottocento. Primo appuntamento a Sestri Levante con il progetto Ogni stagione porta i suoi frutti. Alle 9:30 nella casetta del Parco Sterza, laboratori creativi e letture animate con Nonno Animatore a cura di Arci Ragazzi Tiguglio. A partire dalle 10 nella sala Quadrivium di piazza Santa Marta a Genova avrà luogo il convegno organizzato dalla CISL per un'Europa solidale e accogliente. All'iniziativa prenderanno parte tra gli altri la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan e l'arcivescovo di Genova il cardinale Angelo Bagnasco.
Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Quairolo Chiara Rossi terrà un laboratorio di scrittura creativa. Infine in piazza 27 dicembre a Zoagli a partire dalle 17 laboratorio per bambini con tessuti dal titolo Giochi sul velluto. Bene, riprendo la linea per salutarvi, l'appuntamento con l'informazione termina qui, il prossimo come sempre domani alle 12:45 con Tiguglio Oggi. Non dimenticate l'appuntamento serale con Direttamente Su, in onda in diretta alle 21:10. Grazie per essere stati con noi, l'augurio è di una buona serata con i programmi della nostra rete e arrivederci.